Pasta con le acciughe e zucca. Gli ingredienti che ci occorrono per questa ricetta sono 250 g di zucca privata della polpa e dei filamenti interni, una costa di sedano, 3 filetti d'acciughe sott'olio, una cipolla, olio extravergine d'oliva QB e sale QB. Come sempre mia madre ha già tritato finemente la cipolla e l'ha inserita all'interno della pentola. Ora aggiungiamo l'olio. Abbondante Sì, anche in questo abbondante, sì, esatto. Il sedano in piccoli pezzetti. caso. Sì, anche perché sennò risulterebbe fastidioso quando si mangia la pasta. Io lo taglio così a mano perché non riesco a tagliarlo nel tagliere, diciamo, ecco, a farlo, a sminuzzarlo, lo taglio così. Ormai è risaputo, A mano. mia madre è bravissima in questo. Io non so come lei faccia, ma a parte questo. Vabbè, è una questione di abitudine. 3-4 filetti d'acciughe. 3 filetti, sì, 4. Sott'olio. Sì, interi. Sì, perché poi si scioglieranno durante la cottura. Esatto. Perché ora mia madre lascerà imbiondire la cipolla con il sedano e appunto con le acciughe. Sale. Aggiungiamo la zucca che mia madre ha tagliato a cubetti piccoli, in questo modo si scioglierà meglio e si Esatto. cuocerà meglio. Si amalgamerà tutto Sì. molto meglio in questo modo. E- Ora giriamo prima di chiudere col coperchio. Cuoce per 15 minuti circa, poi controllare tu se è cotta o meno. E se necessario aggiungi dell'acqua perché per facilitare la cottura. Da notare la zucchetta, quella in fondo, che è stata disegnata da mia madre. Ci vediamo a cottura ultimata. Era veramente buonissima, una pasta dai gusti semplici che ti straconsiglio di provare.